Mamma mia, voglio che suona, sto morendo. Per sfizio vi voglio far vedere a che ora ci siamo svegliati. Ce lo voglio, sono le 7, manco di mattina. Ciao, benvenuti a Bentornati Sparare, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi video particolare, speciale, diverso dal solito, un vlog in cui vi mostro la giornata tipo di creator napoletani in questo caso. E prima di cominciare vi chiedo di lasciare tanti bei mi piace, tanti bei commenti e soprattutto ragazzi iscrivetevi al canale perché siete tanti. Sinceramente mi fa molto piacere a guardare i miei video, ma non siete ancora iscritti. Attivate anche la campanella così che vi arriva la notifica quando pubblico i video. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, arriviamo al più presto possibile a 20.000 iscritti. E nulla, vi voglio mostrare un po' come ci organizziamo, come gestiamo i momenti, i video che vedrete poi nell'arco di questo mese, di questo periodo. Vado a prendere il primo componente e poi vi porto al campo da tutti gli altri. Andiamo. Io sta vita non si può fare. Perché? Ma dove ne affondare la prossima? C'è troppo ambrese. Iniziata a merda la prossima volta. Buongiorno. Buongiorno qua. A me. Allora manco voglio accogliere il cresombro, ti lascio così. Non è brioche, Dio. No, Perché? c'è il latte. Ah, wow. Però non posso cagare sotto, volendo. Tanto siamo sfruttati un'ora a fare i video. No, frate, come si può fare? Andiamo. No, non si può fare. Sanato frate Ruco. Cioè, con tutti i vetri si sente. Buongiorno. Scinacati, 10. Scendi! E scendi! Posa i soldi! Posa i soldi! Ma siamo a Napoli? Dammi tutti i soldi che hai! Non so. Ragazzi, vorrei dire buongiorno, ma vedendovi è tutto tranne che un buongiorno. Pizzo, struzzo. No. Te l'aspettavi più basso? Volevo dire, ciao! Dopo strano bacio. Ah, mi sei mancata. Run. Che niente ci sta, anche una pizza ci esce, una pizzetta forse. Allora sto mostrando la giornata tipo di un creator. Tu sei un creator? Sono un creator, io. Qui sono un frate Ruco. Sono uno studente. Ragazzi, intanto il campo. Però voglio, non ci stanno tutti gli altri, cioè siamo i trisconsolati qua. Ma così si saluta il capitano. Andrea. Ed anche il bomber. Buonasera ragazzi. Stati Palluna. Wow, buonasera. Sei in after? Lui non lo conoscete, lui è il portiere dell'Abbersito. Quindi oggi ci siamo, terza categoria, un po' di terza categoria in più. Prima fase di riscaldamento. Matteo. Sciale. Ripeti. Portiere. Ale. Questi va già a faccia che te, andiamo a fare i video, va già a sciappare poco, Ragazzi, questo è tutto. forza, fra, da a capo. Poi faccio, bagno un po' i capelli, un po' di forno. Vabbè, perché non c'era nessuna ragazza, perciò non ti sei lavato né lì. C'è l'inquadratura. Noi umani ci laviamo. Ah! Vedi, questo è tutto quello che non guarda. E io perciò faccio il video per far vedere tutto quello che non vedono. Noi umani ci Ma tu laviamo per le femmine, cioè oggi stanno femmine in quadra. Vorrei vedere palleggiare con questo. Non ci sono femmine, voglio dire, ma come la va a fare? Vengo la saltellando. Cosa stai preparando? Ragazzi, sto preparando il treppiede per una mondialita challenge bendati su TikTok. È la challenge che amo di più e la voglio fare su TikTok. Viva le challenge calcistiche su TikTok. Football challenge. Esatto. Godo. Boh, sto parlando seriamente. Che stai preparando? Cioè, che video vuoi fare? Sto il cavalletto. Per fare? Devo fare un video sporco. Con? Vai. Questo voleva... L'hai detto? Guarda, ci sto. Chiudi. Io poi magari Sciale ci spiegherà il motivo per cui sta giocando da tipo 5 minuti con un ragazzino. Così, ma perché? Invece di venire a registrare, ma perché? Guardala come si diverte con la faccia. Non so se si sta divertendo oppure è stanco in realtà. Ragazzi, qui si organizza il primo TikTok. Non più i video su YouTube. Pensavo come è cambiata la... Sì, è vero, cioè, è assurdo. Non ho mai Pensato che... Voglio, vediamoci per organizzare TikTok. Eccola qui. Che video? Tiri di prima. Ok. Rifallo, stavo troppo fuori. Guarda, solo per le scarpe 10,5. Sei troppo bello! Sto capitano. Ciao. Maglietta. Pezzotta 20 euro. Mazzettoni Napoli. Piedi a X. Non succederà. Sciale passione TikTok. Ragazzi, io mi sto impegnando, ve lo giuro.
A lei gliela dai una rasoterra forte e una che rimbalza, tanto la deve stoppare. Che passione. Oh, sai che poi mi fa? È venuto a me. Nel frattempo tanto non serve il portiere, possiamo fare già quella. Cioè dopo chi tira, capi? Quale? Quella che ha detto il tiro a volo. No, tu sei per bravo. te dici? Su TikTok. Cioè facciamo già quelli dove non serve il portiere, capi? Oh, come se... Riprendi sta genialata. Qua, 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 qua. Questa sì, che rimbalza, pure con le mani gliela puoi dare, tanto non ti si vede se è brutto. Puoi andare. Occhio veloce, occhio genio. Zitto sai. Ma non è che stai una fatica in minita, sai? Cioè stai in poco a mafia, mi vado uno struzzo. Non più. Sto bene. Tutto bene. Sì. Quando si buono caga. A chi appartiene questo TikTok? A Sciale, a Enzo. Ragazzi, ci sono anche i flop. Voglio guardate il mio tiro, cosa sta causando? E la fine palla dell'angolo. Video di Ale, crossbar challenge. Ok, passatemi un pallone. Ya, presto. Fare tipo scorreggia Poi stiamo organizzando il 7° TikTok di giornata. Del TikToker per eccellenza, tra l'altro. Stufagate di Matteo. Ma hai ripreso che mi sono messo la mano dentro al culo? Fallo mo che la riprendo adesso. No, già l'ho preso prima, cioè di nascosto l'hai fatto, ma io denuncio. No, puoi fare pure non di nascosto. Sono disposto a riprendere questa scena. Ah, boss. 3, 2, 1, 30 secondi, vai Simo! Bello! Te la puoi pure portare avanti, se vuoi la palla. Vai! No! Mancano 10 secondi! 4, 3, 2... No! Sistemiamo un po' di porte, prendiamo altre porte, tiri a caso. Vedete cosa si potrebbe fare? I coni ce ne abbiamo. Sì, stanno là a terra alcuni coni, stanno altri là. Mettiamo il pallone sul cono e dobbiamo provare a prendere la traversa. No, bello. Ci sta... Ah, proprio il cono quello alto però tu dici. Ah. Oppure il tiro, oppure un tiro. E però non abbiamo il portiere. Allora, cioè, ci sta il video, abbiamo dato il video per il mio TikTok, grazie al manager. Il K-manager. In realtà, esatto. Il creator è lui, perché lui li sta trovando i video. Poi a me me l'ha consigliato lui quello da fare su YouTube per dopo. Ho 2 tentativi a testa? Ma siamo pochi, secondo me pure 3. Sì. Video di Ale questo, raga. Qua. Mentre da quest'altra parte, raga, piccolissimo spoiler. Vabbè. Caffè, ragazzi. Momento pausa. Momento caffè. Pensate che sono le 14, sapete a che ora sono sceso stamattina? Era prestissimo, abbiamo fatto una marea di TikTok e ora siamo passati a YouTube. Ce la siamo organizzata così la giornata. Abbiamo registrato prima i TikTok per ogni profilo, anzi più di un TikTok a profilo che avete visto o che vedrete prossimamente. Adesso siamo passati ai video YouTube che sono un po' più impegnativi, un po' più lunghi. Mamma mia raga, appena finito di registrare un video che avrete già visto sul canale mio, 3 contro 3, salottino napoletano contro Infuse Gamer. Devastato. Adesso stiamo organizzando altri video su Tusurata e proprio stanco, ho ucciso. Com'è devastante, sembra facile da fuori. Intanto Sciale sta preparando i conetti per un suo video. Che video è questo? Chi prende la traversa da più lontano, ragazzi. La preparazione di questo video, tutti i conetti per decretare la distanza e via. Qua io stiamo per finire invece il video di Enzo, chi becca la traversa da più lontano, video difficilissimo, la so cavata all'inizio, avete visto? Stanno registrando ultime clip e abbiamo quasi terminato, mamma mia, giornata lunghissima però bella. No! Mettiamoci tutti di fianco, va? Guardiamo tutti allora. Cioè no, senza si mette qua c'è Voi dovete guardare il drone. Ah? Voi dovete Noi guardare guardiamo il drone. Ale, mettiti. Raga, miniatura in corso. Qua, tutti quanti guardiamo la Ma roba. come rotto il... Mettiti un attimo. Vai, ancora.
Venite a questa altezza qua. Allora ci metti. Qua stiamo bene. Così Enzo si tira il suo pallone. Grandi video di grandi. Può tirare fuori. Questa è qua giù di là. Intanto cambio campo, da quello a 11 siamo passati al campo a 8 per registrare altri video, altri contenuti. Finisce a 3. TikTok qui, YouTube qui, cazzeggio qui. Adesso registriamo un video YouTube sul canale di Fius. Ciao Cicchiu, ma mangiare ancora ma mangiare, vai sono passate le 2 su 3, sui 3 ancora ma mangiare. Appena finito di registrare l'ultimo video, sono passate le 4, stiamo facendo la copertina dell'ultimo video, vai distruttivo, mamma mia, qui una bella però. Miniatura in corso, vai giù. Originale vai. Vabbè, Sì, però fai un misto, capito? Tipo quante domande fai a testa? 2, 3 domande a testa? Fai una facile, una media e una difficile. Ma fai con le altre. Prepariamo l'ultimissimo video di GA7. Ufficialmente finito tutto, ufficialmente finita questa giornata produttiva e piena di video, stiamo entrando negli spogliatoi. Ragazzi, iscrivetevi al mio canale TikTok Ale in Corner, è importante perché succederà un evento epocale a 10.000, io non dico niente, a 10.000 iscritti succederà qualcosa di assurdo. No, quello di YouTube a 100.000, guardi, succede una cosa che nessuno ha mai visto al mondo. A me, scusate. Li vedo potenti, li vedo simpatici, Ecco, guarda che football che Mamma mia. perfetto, vai io. Allora ragazzi, dopo aver registrato veramente una giornata devastante, ringraziamo The Village Food per averci ospitato e gentilmente offerto questi panini. Grazie mille. Diciamo pure l'assaggio in diretta di Andrea. Vai, subito. A volo a volo. Sarà un assaggio sincero, è pieno di fame. Mamma mia, che fame. Mamma mia, che qualità. Come Andrea? Fa paura proprio. Ok. Voglio l'ultima clip di questo vlog un po' particolare e che spero vi sia piaciuto. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, me lo faccio direttamente da casa, da solo e soprattutto col pigiama. Voglio giornata veramente piena, devastante. Sicuramente questo video vi avrà aiutato a capire un po' più di cose, di organizzazioni, di gestione dei video, però sicuramente non renderà l'idea piena perché siamo stati tantissime ore al campo, abbiamo registrato penso oltre 30 video, però sì, stanco, ucciso, però veramente soddisfatto. Almeno per quanto mi riguarda ho registrato 3 video YouTube, 2 TikTok, veramente qualcosa di clamoroso. Mi sto impegnando e quindi spero che questo video, questa idea e tutti gli altri che sto facendo e che magari farò vi stiano piacendo. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video e sempre solo Forza Napoli. Ciao, vi voglio bene.